Questa la traiettoria di morte percorsa dalla moto di Federico Battistutta, 32 anni di Caorle, per lui nessuno scampo dopo essere caduto violentemente a terra. I segni sull'asfalto parlano di un'uscita di strada autonoma, anche se sul caso sta indagando la Procura di Venezia con la Polizia Locale di San Donà, che per tutta la mattinata ha effettuato i rilievi di legge, circoscrivendo l'area e deviando il traffico. Sono le 7:30, Federico sta percorrendo la bretella che da San Donà porta al casello di Noventa, si trova all'altezza del cavalcavia di Via Martiri delle Foibe nella frazione di Grassaga quando perde il controllo della moto. Sempre i segni a terra parlano di una prima uscita di strada, poi uno scarto di qualche metro e la caduta fatale. Quando i sanitari poco dopo arriveranno sul posto, per il giovane che avrebbe compiuto 33 anni ad agosto non c'era già più nulla da fare. Un malore, un colpo di sonno, ma si ipotizza anche un guasto al motore, non si esclude nulla. Le indagini sono ancora in corso, per cui sono stati anche sentiti dei soggetti che pare che possano essere stati testimoni dell'incidente e quindi bisogna lasciare che facciano il lavoro di indagine per poi chiarire il quadro. E tra le testimonianze c'è chi riferisce che la moto procedesse con un'andatura normale. Ho sentito dei testimoni che parlavano che hanno superato il ragazzo verso le 7:30 di questa mattina, ma hanno semplicemente detto che stava andando per la sua strada, non stava neanche correndo. E dopo un'oretta hanno sentito che sono ripassati e hanno visto che era successo l'incidente. Federico viveva con i genitori e il fratello maggiore Stefano, a ottava presa, magazziniere di professione, aveva anche una sorella Sonia, ma a piangerlo è un'intera comunità. Un grave dramma sicuramente per il papà Franco, per la mamma Renata e per i fratelli, ma un grave dramma anche per la nostra comunità di Caorle. Perdiamo una persona di giovane età, un ragazzo, e quindi veramente in questo momento ci sono sempre poche parole. L'amministrazione comunale come sempre è molto vicina alla famiglia. Sullo stesso tratto, via Martiri delle Foibe, nel dicembre scorso persero la vita tre giovani, poco più che ventenni, una strada maledetta dove si continua a morire.